Dottor Droli, oggi parlare di geotermia è anche parlare di sicurezza energetica, perché il territorio offre delle opportunità che comunque devono essere monitorate. Sì, la geotermia è stata trascurata tantissimo, forse perché bisogna andare tanti metri sotto per trovarla, quindi dobbiamo andare 2.000, 3.000, 4.000 metri e per pochi comprendere il tema, però adesso noi vogliamo assolutamente darci da fare, ci stiamo dando da fare un po' in tutta Italia per far capire a chiunque consuma tantissima energia, sia elettrica che termica, caldo-freddo, che sta sprecando soldi e tempo. Nel sottosuolo c'è tanto calore per fare corrente elettrica e c'è anche abbastanza calore e abbastanza acqua per essere autosufficienti su tutto il termico. E quindi dal punto di vista proprio geologico, l'Italia com'è messa? L'Italia è la seconda nazione geotermica più importante del mondo, dopo l'Islanda, in termini di gigawattora elettrici e termici che è possibile produrre. Attualmente la Toscana ne sta facendo larghissimo uso, è autosufficiente, dicono i dati, dal lato energetico. Perché? Perché ha l'Arderello e il Monte Amiata che fin dai primi anni del Novecento avevano attività geotermiche, pozzi geotermici che oggi sono gestiti dall'Enel, che è una delle più grandi, se non la più grande multinazionale delle energie rinnovabili del mondo. Adesso, vista la crisi energetica, visti i problemi di alti prezzi e di volatilità e variabilità dei prezzi dell'accesso all'energia, c'è questa tendenza a essere autosufficienti. In Italia è possibile, non dappertutto, però è possibile. Le regioni geotermiche che possono produrre corrente elettrica sono ovviamente una parte della Toscana, una parte dell'Alto Lazio e queste sono le maggiori. Poi ci sono regioni un po' meno fortunate ma sempre molto geotermiche, ad esempio alcune zone della pianura padana, Lombardia soprattutto, del Triveneto, una parte della Sicilia, della Campania, una parte della Sardegna. Ci sono anche altre zone un po' più disseminate a macchia di leopardo. Quindi noi cerchiamo di lavorare dove c'è un'uniformità e una vastità areale di acquiferi disponibili, in modo da non avere rischi di trovarsi senza acqua e senza la temperatura giusta. Quindi la geotermia è una risorsa sicura, va studiata bene, vanno fatte le indagini appropriate per dimensionare gli impianti, però l'Italia è, dopo l'Islanda, l'ombelico del mondo della geotermia. Non possiamo perderla, è ogni giorno perso e perso, sia come tempo che come soldi per il nostro sistema produttivo, per i nostri enti pubblici, per chiunque è un forte consumatore di energia, sia termica che elettrica, in queste zone che ho detto prima. L'energia termica invece è fattibile a altissimi livelli in modo da raggiungere l'autosufficienza in quasi tutte le pianure italiane. Questo è un dato estremamente importante che deve far riflettere e lì ancora di più rimarco il fatto che se non si fanno impianti geotermici nelle zone di pianura italiane, che quasi tutte hanno questa possibilità, siamo veramente scarsi, perché la possibilità c'è e non va perduta.